Sì, intanto buonasera a tutti. No, sono sempre situazioni delicate, no? Le persone che hanno comunque il cuore per questa madre, per questa società, sia dentro il campo sia fuori dal campo. Comunque l'incontro è stato molto pacifica, la gente ha espresso un po' dei loro sentimenti, ma diciamo niente di particolare in questo senso, sono tutti che vogliono il bene del Milan e quindi in questo momento dopo 2 anni diciamo, di sofferenza comunque si sentono di dover esprimersi, prima la partita, durante la partita e poi dopo la partita c'è stato questo incontro che è durato poco, breve, però molto molto pacifico. Era già successo nella sua carriera prima, Clarence, da Sì, giocatore sì, e no, non da allenatore, da giocatore del Milan o fuori? sì. No, diciamo, ripeto, sono stato là un attimo per semplicemente assistere, direi comunque anche alcune cose positive perché c'è grande rispetto per la maglia da parte di tutti e le parole sono sempre in quella direzione. Ho vissuto a Inter una situazione simile e poi anche a Botafogo ho avuto una situazione dove c'è stata un incontro, Contestazione forte? contestazione. Sì, ma sai, nel nostro caso a Botafogo per dire eravamo quarti in classifica, stavamo lottando per entrare quinti, per entrare in Libertadores dopo 17 anni, quindi anche lì c'era un po' un sentimento di paura, no? Di preoccupazione. E credo che sentirli tante volte aiuta per semplicemente darle una voce diretto ai lettori, diciamo, sono coinvolti in campo. Ma sicuramente nostra voglia, nostra squadra è pronta a reagire. Oggi è stata un'altra giornata particolarissima con episodi dopo 5 minuti che hanno condizionato ovviamente tutta l'andata della gara. Dopo sono stati anche bravi secondo tempo a reagire e a recuperare sul 2-2. Poi l'eccesso di volontà, di andare a vincere la partita invece di fare una lettura un attimo diversa ci ha comunque costretto a subire un'altra sconfitta. Non so, Marco. Sì, ecco, perché prima della partita, prima alla vigilia avevi detto che bisogna rispettare i sentimenti delle persone. Il sentimento principale dei tifosi è stato quello che chiedono a voi garanzie di impegno o garanzie di risultato. Che cosa secondo te poi dovrete mediare in questa settimana? No, l'ho detto anche altre volte, dopo Atletico Madrid hanno applaudito la squadra, dopo Juventus hanno applaudito la squadra, quindi l'impegno, la prestazione e quelle che vedono, loro apprezzano quello. È chiaro che i risultati fanno parte, ma qui si parla di tante cose in più, non credo che a me a spiegare quelle che sono le loro ragioni, non ragioni per protestare o contestare. Credo che la squadra abbia dato comunque oggi tutto quello che avevano,